Now if your dude ain't acting right, you tell that dude he got to go. If that dude be claiming that he broke, you tell. Quando si parla di CUS Venezia, si parla di storia della pallavolo veneziana. Il CUS è la società più vecchia della provincia di Venezia e la sezione pallavolo ha festeggiato quest'anno i 40 anni di attività. Il CUS però nasce ben prima. La storia del CUS Venezia inizia nel 1949, quindi quest'anno facciamo 60 anni di attività. La pallavolo inizia attorno agli anni 70 e prende il primo grande sviluppo in occasione del campionato mondiale italiano svolto in Italia nel 1978, che vide proprio qui al Palazzetto dello Sport dell'Arsenale, inaugurato da pochissimo, uno dei grandi concentramenti internazionali con una grandissima sfida di Cuba-Giappone. E la pallavolo del CUS, con amici, conoscenti ed ex giocatori, si è ritrovata al Palasport dell'Arsenale per celebrare il 40° compleanno. Il 40 anni è una data importante, siamo la società più vecchia della provincia e ci faceva piacere coinvolgere o provare a coinvolgere quanti in questi 40 anni hanno vissuto magari anche per poco all'interno della famiglia CUS. Abbiamo delle persone che sono venute da Belluno, dall'America, da fuori città, quindi è stato un piacere enorme ritrovare alcune persone. Il CUS Venezia, fra l'altro, ha raggiunto di recente un successo straordinario. Si è laureato campione d'Italia di categoria con la formazione universitaria proprio nell'anno del quarantennale. Per i ragazzi vuol dire tanto perché sono tutti ragazzi del primo o al secondo anno di università, quindi sono molto più giovani di ragazzi che si sono trovati ad affrontare, hanno fatto vedere un livello di gioco ottimo e delle prospettive che possono assicurare a questa squadra 4 o 5 anni di dominio. Noi ci auguriamo di aver aperto un ciclo, intanto ci godiamo a pieno questo scudetto che per noi vuol dire tanto, per me e per tutti i ragazzi. E i campioni d'Italia universitari del CUS Venezia, per il 40° compleanno della società, hanno sfidato la nazionale Veterans, o meglio Master, quella dei fenomeni e dei grandi successi mondiali. La nazionale Veterans, che è diventata Master perché Veterans suonava un po' da reduce di guerra, è la nazionale di over 40. Ce ne sono due, una dai 40 ai 50 che è la nostra e una dai 50 ai 60 che è quella formata da Bertoli, Lanfranco, D'Amento e altre persone. Parteciperemo, se Dio vuole, agli europei a Loutraki in Grecia in ottobre, avremo una rappresentanza di 2 squadre maschili e una femminile ed è un'occasione per tornare a parlare con la palla, cosa che ci piace molto a tutti. Ma il CUS non è solo formazione universitaria, annovera circa 200 atleti e milita stabilmente nelle categorie regionali. Diciamo che il CUS da sempre non solo attività universitarie ma anche e soprattutto attività di servizio alla città. In città siamo gli unici a fare pallavolo, per cui è importante per noi sicuramente l'aspetto agonistico, ma è soprattutto importante lo sport come momento aggregativo di socializzazione. Passato, presente e sicuramente futuro, il CUS è storia e parte integrante della pallavolo veneziana. Il CUS Venezia è il sintomo e indice di storia della pallavolo sia per la FIPA sia per il CUS. Ed infine ecco un bel progetto attuato a Venezia. Borse di studio proprio per i più meritevoli nello sport. Malgrado le ristrettezze del bilancio, perché i trasferimenti ormai del Ministero sono sempre minori, lo IUAV e Ca' Foscari cercano per quanto possono di sostenere lo sport universitario e in merito a ciò abbiamo istituito già l'anno scorso, quest'anno sarà il secondo anno, delle borse di studio per gli studenti che riescono ad emergere nei diversi sport e nella fattispecie nella pallavolo, quindi sono delle borse di studio a sostegno dello sport.